Ciao Picciotti e Picciotti! Live again from Petralia Soprana, and this is a tasty live streaming because it's dedicated to Giuseppe. Giuseppe is a professional chef and is going to teach us how to make Sicilian pesto. Ciao! What a beautiful family! A che punto siamo caghi panare? Finemmoci panara? Abbiamo visto pronto quando inizia parte per l'America. Ora mai tinghi però. Ora ma gli inchini di piccioli, di din din. Di piccioli e di mangiare. And look at this table full of Sicilian food. Giuseppe, Allora, do you want to say what we can find on this table? allora, nel tavolo, in this table, abbiamo, stiamo proponendo degli assaggi dei prodotti, ovviamente degli splendidi prodotti qua in zona. Quindi di Typical from this area. Perfetto. Allora, inizierei io con la regina, una delle regine, la ricotta, l'azienda Barreca. Questa è una ricotta ovviamente 100% di latte pecora, di latte di pecora al 100%. Fresh, of course. Fresh ricotta. Made this morning. Yes. Poi abbiamo la tipica caciotta delle Madonie, quindi una provola delle Madonie, che non è altro una caciotta di pasta di cacio praticamente. Poi abbiamo il classico pane cunzato in due versioni. Ah, che bello pane cunzato. Rapimi un pane. Open the bread, Ne please. abbiamo in due versioni del pane cunzato, ve le faccio vedere. Ovviamente parliamo di un pane di rimacinato, di farina rimacinato delle Madonie, parliamo di grani antichi delle Madonie, e poi viene condito, lievitazione naturale ovviamente, e viene condito con olio extravergine ovviamente, una versione con pecorino, olive e pomodori secchi, e l'altro invece con acciuga salata, origano e olio di oliva. So in the first one we have olive oil, oregano, and anchovies, and in the second one we have dry tomatoes, olive oil of course, and the black Olive? is Olive. olive. Oh yes, okay. And this is looks very tasty. And then what we have? Invece per la pasta abbiamo pensato, stiamo utilizzando delle caserecce. So you are di going, pasta sorry, to prepare pasta with pesto. with Sicilian pesto. Sicilian Yeah. pesto. Allora, So what about the ingredients? ok, perfetto. La pasta è una pasta di grano duro siciliano, prodotta qui a Petralia Soprana dalla ditta Ana Treffucca. Ana Treffucà. So it's an ancient Sponsorizziamo Ana Treffucà. Wet. Ottima pasta. Il condimento, per il condimento abbiamo scelto un condimento estivo, quindi un condimento quindi con prodotti stagionali, e andremo ad utilizzare per il nostro pesto dei pomodorini, cherry tomatoes. cherry tomatoes, fresh almonds, garlic and basil. So look at the almond. The almond is green because Yes. in this period we have the green almond because they are not ripened yet. Wow. And this is the result, the pesto, and Giuseppe will show how to make. Ok. The process is very simple. Allora, the ingredients vanno pestati, quindi crush the ingredients all together. So you need to crush the onion and the garlic. Sorry, not the onion. So the almonds Garlic and the cherry tomatoes. and the cherry tomatoes. We call this pasta caserecce. Caserecce, yes. Allora, vanno pestati, quindi crush, until, cioè fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Questo è quello che vedete. So you need to crush them until you will obtain a smooth texture, Cream. like a cream. Yeah, creamers. Quindi un impasto molto cremoso. In America, Sicilia, ho detto avanti. Giuseppe is from Termini Merese. Termini Merese is another small village in the area of Madonia, and he is a professional chef and a friend of mine. And I'm very happy to have you in this live broadcast today. Yeah. Good smell. You Very cannot good smell, smell. but the smell is Cavolo very. della terra c'è. Senti Della l'odore? terra, cavolo. Un scacciariavole, l'aglio. If you like this live broadcast, don't forget to share with your friends and invite them to follow us. Ora se volete possiamo accomodarci dentro e continuiamo la cottura della pasta, quindi andiamo alla cottura della pasta e spieghiamo. Yamakalara pasta. Caliamo pasta. It's time to go to cook the pasta. La Sicilia, America, ho detto avanti. Oggi potete mangiare, noi oggi mangiamo dopo. Allora, voi tagliate, ne altri mangiate. Wow, look at this pain. Buttiamo il sale. Add the salt in the pan. So the water is boiling. After the water is boiled. It's very important, more important. So this is important, guys. Don't drop the pasta when the water Boil. is not boiling. You need to wait. How many kilos, Giuseppe? 2 kilos. Ma this is Italian portion. No problem. And everything is fresh. Allora poi mi togli questo per favore. Andiamo a rimestare un po' la pasta in modo che non si possa incollare. Come vedete è un procedimento molto semplice. This is a very easy and Very quick easy. recipe. Veloce, recipe, molto veloce. Anche la pasta, essendo una pasta fresca, è una cottura molto veloce. Parliamo How many di- minutes? Ma 3 minutes. 3 minutes. Quindi 3 minutes to boil and 1 minute in the pan. This is one of the most important secret. You need to ultimate the cooking of the pasta in a pan with the other ingredients. Yes. Oh, This is very important because in this water there is l'amido, c'è l'amido della pasta che serve da legante. To make all the ingredients stay all together in a better way. Mettiamo l'ebollizione, riportiamo a bollore l'acqua. What do you Valeria. think, guys? Good
Good This is man. a tasty recipe. You can try easy at your home. Try. Yeah. Oh, I taste. I have to try, guys. Rosella, you want to taste? Good. Come to Sicily to enjoy this. So tasty. And the cherry tomatoes are really sweet because that's the reason why you are using the cherry tomatoes instead of the big. Yes. Because they are sweeter, and so we suggest you to use the cherry tomatoes. And look at this beautiful oregano and red onions. We in Sicily used to put in the wall like a paint. Ok, iniziamo con la pasta e finiamo la cottura in padella. Magari con questo ci vediamo scolandolo, magari. So this is an important secret. You need to exit the pasta very al dente because pasta will finish the cooking in the pan. I have a question. Do the almonds have to be green or can I use mature almonds? Giuseppe, se non hanno le mandorle fresche, possono usare? Certo, sure. Yes. It's possible, no problem. Chef Giuseppe says yes. You can use the brown almonds. Yes. Sorry. I'm very hungry, guys. Yeah. I can wait. I want a big dish for me. I'm sorry for Gianca. Gianca today is not with me. Is working. Andiamo a finire la cottura saltando leggermente la pasta. What else in the pesto? So, again, we can repeat all the ingredients. You need almonds, cherry tomatoes, Cherry tomatoes, garlic, basil, and olive oil. Stop. stop. Very simple. That's very- it. Yes. Finish. And now we are ready to enjoy pasta. Tagliere gatti. Come on, boys. People are enjoying. Poi ho fatto 3 anni fa Valeria, piattini, per favore. a piazza con le specie. Piazza Marina, io avevo 2 banchi di specie. Poi a Pietralcina ho fatto i sapori antichi 3 anni fa. Non ha piovuto. C'è stato. C'ero io. Siete belli. A Ortiglia ci siete venuti? Thank you Valeria and thank you Giuseppe. Ciao. Bye. Guys, we wait for you here in Sicily as soon as possible, as soon our borders will be open again, and we hope very soon at 4 p.m. we will go live with the third live streaming, and in the meantime I'm going to enjoy my lunch and look at this beautiful gift. Thank to Claudio and Alfredo. They are eating because we spent all the morning working, and so they need to restore themselves. Prima ne abbiamo acchiappato e ora si combacia. Grazie.
mischiare questo. So say together. Love, hugs, and kisses from